Il tema della maternità è stato sviscerato, discusso e analizzato di già. Non so che svolto vi stupirà, di me che sono reietto, il tema prediletto, il tema del casonetto. Non sono come gli altri bimbi che sono frutto dell'amore. Io sono sfortunato, sono frutto del peccato, vivo nel casonetto. I frutti dei miei propri si trovano nel frutteto, i frutti del mare si trovano nel mare, i frutti del peccato si trovano nel mare, nel frutteto, dentro al fiume, nel laghetto, nella siepe sotto caso, più probabilmente in un sacchetto, nel casonetto. Che donne che si allenano scagliando il feto nel casonetto dell'amore. Non dite che non vi era stato detto che il passo è molto breve dal casso al casonetto, ma mettetevi nei panni di chi il casonetto pulisce, mi trova e non capisce il perché di tanta inciviltà, poi scende in piazza e sciopera. E la colpa è in campo tua, se non ti batti per un mondo migliore, in cui una mamma sappia dove gettare un bebè, che già lo fa per la carta, le bottiglie e le pile, siamo gente civile, e allora dite perché per i neonati non c'è, perché non c'è, dov'è il casonetto differenziato per il frutto del peccato. Casonetto differenziato per il frutto del peccato, 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 casonetto differenziato, casonetto differenziato. Lo spazzino è più sereno e poi si pressiona meno. Lo spazzino è più faccetto perché sa che trova il tempo nel casonetto. I frutti veri e propri si trovano nel frutteto, i frutti di mare si trovano nel mare, i frutti del peccato si trovano nel mare, nel frutteto, dentro al fiume, nel laghetto, nella siepe sotto caso, più probabilmente in un sacchetto, nel casonetto. Nel casonetto, nel casonetto, nel casonetto, nel casonetto, nel casonetto, nel casonetto differenziato per il frutto del peccato, casonetto differenziato per il frutto del peccato, casonetto differenziato.